Rieccoci insieme, adesso parliamo con il presidente invece Schiavon, presidente di Federalberghi. Mi rilaccio anche con lei col discorso di questo pass sanitario, comunque il discorso di avere il vaccino, che già la vedo difficile perché ce l'avranno gli anziani, salvo alcune categorie, e se non altro di fare questo benedetto tampone. Aspetti un secondo che è arrivato un messaggio, glielo leggo. Buongiorno Elena, mi sembra di vedere un po' di luce. Draghi sta dimostrando lucidità anche grazie al supporto di tutti i politici, soprattutto quelli di centrodestra. Era ora, eravamo ancora fermi mentre gli altri stati partono come razzi. Allora, se vuole commentare questo messaggio, comunque le volevo chiedere, mi è stato segnalato una famiglia di 4 persone per farsi il tampone rapido, questo è stato proprio questo weekend, una signora osservava 60 euro in 4. Sì, se lo devi fare 2 o 3 volte e anche una volta per alcuni pesa, comunque dice lo decurto per forza da somma vacanze, quindi faccio un giorno 2 giorni in meno perché è un suo costo. Cosa ne pensate? Beh, certamente è una riflessione corretta quella che ha fatto la signora. Ogni balzello che si aggiunge dal punto di vista procedurale va a toccare le tasche del consumatore nel caso specifico. Quindi la riflessione che ha fatto la signora è corretta. L'aspettativa nostra su questo documento vaccinale o Green Pass, come lo si vuole chiamare, è che non sia uno strumento che vada ulteriormente a complicare la mobilità delle persone all'interno dei territori, perché sennò diventa una discriminante in più da questo punto di vista. Sappiamo bene che la popolazione ha ancora alte percentuali di soggetti non vaccinati, esclusi ovviamente gli ottantenni, che in questo momento sono, diciamo, la fascia debole sulla quale ci siamo tutti concentrati nella campagna di vaccinazione. Noi quello che speriamo, ovviamente stiamo alla finestra e siamo ai blocchi di partenza per quanto riguarda l'offerta turistica delle coste della nostra regione Veneto. Sono quasi 800 alberghi che sono ormai in fase di preparazione per le aperture e stanno attendendo con trepidazione anche quelle che saranno le condizioni e le procedure per consentirle. Devo dirle che qui in questo momento nessuno può dirsi come dire, in una posizione di vantaggio rispetto ad altri. Mi riferisco al fatto che viviamo la giornata alcune dinamiche, soprattutto legate al contagio, che ci tengono molto in apprensione, ma laddove vediamo magari una luce in fondo al tunnel, come ha sottolineato il telespettatore poco fa, dobbiamo sempre guardare anche con un occhio a cosa succede nei nostri paesi vicini, perché il mercato estero per il Veneto è un mercato estremamente importante. Segnali che sono arrivati dalla Germania recentemente non sono particolarmente confortanti. Se lei mi chiede come sta andando sulla costa in termini previsionali, le posso rispondere che ci sono dei segnali di leggera ripresa, ma attenzione, non stiamo parlando di boom di prenotazioni, stiamo parlando di tassi di occupazione che sulla costa veneziana stentano ad arrivare al 20% in questo momento. È pochissimo per il periodo. Mentre il problema più grosso, a mio avviso, si pone nelle aree di grande sofferenza, che sono quelle invece legate alle città d'arte che se non vedono ripartire i voli intercontinentali, difficilmente le strutture ricettive che esistono in quelle aree potranno pensare a una vera e propria ripartenza. Quindi lì ci sono le aree dove in questo momento c'è la più grande sofferenza. Noi, le dico, stiamo monitorando entrambe le situazioni in questa fase. L'auspicio è di vedere una stagione quantomeno balneare sulla falsariga dell'anno scorso, incrociando le dita, perché ovviamente dovremo verificare quanto succede, no? Con le dinamiche in apertura dal 26, sperando che tra la campagna vaccinale, tra il rispetto delle distanze, tra quelle che sono le normative messe in campo, siano sufficienti per far sì che questa linea di contagio continui progressivamente a scendere, perché diversamente sarebbe un disastro e una situazione impensabile e non più ulteriormente sostenibile per gli alberghi non solo della costa, ma ancora di più per gli alberghi delle città d'arte come del lago, ma pensiamo anche a una stagione estiva alla montagna, perché per quanto breve anche la montagna affronterà una stagione estiva e non avendo affrontato quella invernale un occhio e un'attenzione va posta anche a quelle realtà. Quindi mi ricollego un po' a quello che ha detto il collega Maccola poco fa. Noi abbiamo adottato come strutture ricettive alberghiere un protocollo sanitario molto rigido già applicato lo scorso anno
che ha funzionato, lo ha sottolineato anche il collega poc'anzi, e devo dire che i nostri operatori sono formati anche in maniera capillare sul rispetto di queste procedure. Adesso stiamo cercando di capire cos'altro potrebbe essere inserito a garantire e alzare ulteriormente l'asticella della sicurezza. Abbiamo sentito parlare del distanziamento dei tavoli, abbiamo sentito parlare dei ristoranti all'aperto. Attenzione anche a queste ulteriori aggravanti, perché insomma l'apertura al 26 della ristorazione solo all'aperto la vedo duretta da noi. È un po' duretta, lei provi a immaginare quanto dura può essere ad esempio per una località montana dove magari al 26 le temperature sono ancora estremamente basse per poter consentire l'erogazione di un servizio di questo tipo. Certamente sulla zona balneare delle spiagge del Veneto può essere una condizione parzialmente più facile, ma sicuramente non è la soluzione al problema. Quindi spero e mi auguro che il governo nei primi giorni di maggio possa ulteriormente allentare queste restrizioni per consentire agli operatori di lavorare dopo un periodo estremamente drammatico. Tra l'altro stanno arrivando dei problemi finanziari non da poco. Infatti adesso ne parliamo di questi qua. Adesso la interrompo un attimo, Presidente, c'è un messaggio. Abbiamo al Cavallino forse tra le strutture più innovative e sostenibili dell'Europa e stiamo rischiando di farle chiudere grazie alla mancata capacità dello Stato di saper controllare. Ha preferito sempre il principio di chiudere tutto, paghiamo noi l'incapacità di altri, pensateci. Insomma, infatti è facile chiudere tutto e tutti, lo diceva anche oggi Zaia, chiudi non succede niente, avere persone suggelli in casa e non rischi nulla, peccato che poi non lavorando non guadagnano, chissà se ci pensano a chi paga le tasse poi. Io volevo chiedere un'altra cosa, ma il discorso del 26 aprile, strutture aperte, i ristoranti soltanto la sera all'aperto, quindi vabbè, da noi fino a giugno inoltrato la vedo abbastanza difficile e dura, tanto ci sono molti ristoranti e molti alberghi, ci sono arrivate diverse mail che dicono non abbiamo il ristorante interno, non siamo strutturati con ristorante interno, come facciamo, come fanno i nostri turisti a cenare se devono andare eventualmente con la copertina per mangiare fuori e dove tra l'altro. Non è un problema di poco conto questo, perché il turismo si muove dal momento in cui, lei diceva le città d'arte ed è un esempio eclatante, ma non solo, io ho delle strutture che mi possono offrire un servizio completo, oppure posso muovermi, insomma che senso ha? Mi devo mangiare in camera il panino? Non lo so. Infatti non ha alcun senso. Allora, premesso che all'interno delle strutture ricettive l'ospite della struttura ricettiva può usufruire del servizio di ristorazione, da questo punto di vista. Ricordo che gli alberghi non hanno mai subito un provvedimento di chiusura in tal senso. Gli alberghi sono operativi, se non sono aperti non lo sono esclusivamente per mancanza di mercato e di turisti. Però il problema che lei ha segnalato è ovviamente, come dire, sintomatico o di una non conoscenza puntuale di quello che è il prodotto turistico e delle sue varianti sui vari territori, oppure è un segnale che ha voluto dare probabilmente il governo di un po' di apertura, ma in realtà sta creando delle discriminazioni importanti. Provi a pensare soprattutto ai ristoranti di Venezia come possono contare in ampi spazi di plateatici, è già una difficoltà, ma come le dicevo il plateatico esterno è un problema un po' per tutti fondamentalmente. Ma lo è anche d'estate quando è l'estate freschina, perché non siamo tutti in Sicilia. Da questo punto di vista sicuramente l'estate, e lo abbiamo avuto la dimostrazione lo scorso anno, con l'aumento delle temperature, con la vita all'aperto che si vive sia nelle strutture all'aria aperta ma anche nella parte alberghiera, ricettiva, le ricordo che i nostri clienti vivono molto la vita all'aria aperta, ovviamente in spiaggia, presso le nostre piscine, è una condizione, mi consenta di dire, favorevole perché non ci sia la diffusione del contagio e quindi da questo punto di vista sicuramente una maggiore sicurezza. Però insomma credo che alla fine l'obiettivo finale sul quale noi dobbiamo concentrarci è la campagna vaccinale e la comunicazione che dietro a questa deve esserci capillare per cercare di sostenere la competizione e i competitor internazionali, perché guardi che, come le citava prima il collega Maccola, anche su questo noi dobbiamo veramente darci una accelerata con una stagione alle porte, perché la comunicazione rassicurante, ecco, mi consenta di utilizzare questo termine, verso i nostri ospiti sia nazionali che internazionali è fondamentale e siamo terribilmente
terribilmente in ritardo con cioè questo lei sta tipo di parlando comunicazione. delle isole covid free all'estero che sono pubblicizzate all'estero sostanzialmente, Spagna che sta parlando di territori interi già vaccinati, isole, Grecia e anche altri paesi, Certo che sì. Thailandia. Di questo sto parlando per ricollegarmi anche a una citazione del nostro governatore Zaia, a un Veneto che sia covid free, e per fare questo la campagna vaccinale sulla quale noi speravamo e puntavamo tantissimo è inevitabile che ha avuto un rallentamento che si ripercuote ovviamente su quello che può essere l'andamento della stagione. La vaccinazione dei nostri addetti è un aspetto importantissimo, ovviamente è inutile parlarne se non c'è disponibilità di vaccini, perché dobbiamo preservare le fasce deboli in primis, ma secondo me in un binario parallelo, io l'ho detto più volte, l'ho sostenuto anche in questi ultimi giorni, è assolutamente strategico e importante che i nostri operatori vengano vaccinati il prima possibile. Parliamo di 200.000 persone che arriveranno all'interno del nostro territorio per un contratto di lavoro stagionale e per accaparrarsi ovviamente la possibilità di lavorare per qualche mese. 60.000 sono i numeri che occupa il nostro settore ricettivo alberghiero, quindi sono numeri importanti che a mio avviso, se riuscissimo quanto prima, ho sentito oggi delle dichiarazioni parlare di giugno, prima riusciamo a fare e avviare anche questo tipo di vaccinazione, meglio è per consentire la partenza di un'economia che credo che sia assolutamente fondamentale per la nostra regione Veneto. Prima industria, quella turistica per quanto riguarda il Veneto. Certo, interrompo solo un secondo che abbiamo la pubblicità che incombe, Presidente. Leggo l'ultimo messaggio che non sono riuscita a leggere, che è venuto in onda, vediamo un attimo se me lo ripresentano, poi andiamo subito in pubblicità e ritorniamo insieme, eccolo qua. Allora, non pensiamo solo all'estero, ma puntiamo anche all'Italia e tanto difficilmente andremo all'estero perché questo pass di cui si parla sarà molto difficile. Il problema è che è reciproca la cosa, perché per il momento si parla anche di quarantena per chi viene dall'estero e quindi uno ci pensa 7 volte. Comunque le prenotazioni in Spagna e Grecia sono già over the top per quel che riguarda gli stranieri, che già hanno evitato le difficoltà che presentiamo noi in un modo o nell'altro. Giusto o non giusto che sia, non entriamo nel merito, riflettiamo su questo, andiamo in pubblicità, poi torniamo insieme tra poco.